3 cose più una che ho potuto fare in occasione della tappa di Venezia del viaggio della torcia olimpica per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. E 3, potete farle anche voi. Numero 1, impugnare la fiaccola. Tra le tante attività potrete prendere in mano la fiaccola olimpica e credetemi che è una sensazione stranissima da quanto è leggera, ma posso essere onesto che ne vale assolutamente la pena. Numero 2, seguire i tedofori lungo il percorso. Seguire la fiaccola nel suo viaggio è qualcosa di speciale, con il rito quasi mistico del passaggio del testimone, veramente emozionante da vivere da vicino. Numero 3, vedere l'accensione del braciere olimpico, probabilmente il momento più importante del viaggio della torcia, vivendo un momento storico e che si trasmette da migliaia di anni, e forse una delle emozioni più intense che le Olimpiadi possono regalare. Bonus! Salire sul palco e parlare davanti a Piazza San Marco. Mi sono trovato a raccontare il lavoro di noi Veneto Creator per queste Olimpiadi e devo ammettere che parlare ad una piazza come San Marco, piena di persone con una energia incredibile, è stato veramente emozionante. E preparatevi perché vi porterò con me sul campo di gara a vedere qualcosa di veloce sfiorando il suolo. E non sto parlando di kart.